Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Alle spalle le festività di Pasqua, inizia la stagione che ci porta verso il momento clou del turismo sardo. I dati sono stati incoraggianti, il vostro presidente per il settore Federalberghi contentissimo, 10.000 posti messi in gioco in più, magari c'è stato qualche problema sui costi dei biglietti aerei. Questo è un annoso problema, ma io vorrei andare un po' controcorrente. Una strategia low cost innesca tendenzialmente sempre una filiera low cost. La Sardegna di tutto ha bisogno tranne che di turisti senza denari in tasca. Il turismo è la nostra prima industria e i turisti sono la nostra prima risorsa, la nostra prima voce di export in termini di importazione di consumatori. Da poco sono uscite anche le rotte che gli aeroporti sardi mettono a disposizione, abbiamo un'offerta internazionale importante, su Cagliari anche Dubai e New York, insomma ci sono delle ottime previsioni per una stagione che sarà, speriamo, ma potrei dire con quasi assoluta certezza, molto florida. Perché arrivati a questo punto della stagione ci sono già in circolazione molte prenotazioni. Beh, avendo una Pasqua tra l'altro così alta, agevola. La Sardegna peraltro anche con questi gravissimi problemi in termini di geopolitica internazionale, per il fatto che siamo comunque una terra sicura, non soltanto da un punto di vista della geopolitica internazionale, ma anche da un punto di vista che se ne dica sanitario e che se ne dica anche da un punto di vista della delinquenza di strada, per cui viaggiare in Sardegna la Sardegna è sicuramente una destinazione sicura. Tra le note più positive è che tra qualche giorno finalmente si arriva alla conclusione del quarto esercizio provvisorio e ci sarà la finanziaria. Beh, questa è certamente una notizia positiva, finalmente si sbloccano le risorse in termini strutturali e strutturati, per cui potremmo dar luogo a tutte quelle strategie di spendita del denaro pubblico che sono un volano per l'economia e per la funzionalità delle imprese. Sottolineate queste positività, si è parlato di geopolitica, i dazi di Trump, alcune partite di produzione importanti della Sardegna, l'agroalimentare oggi rappresenta un settore in crescita a differenza di molti altri. Quanto vi preoccupa? Moltissimo, ci preoccupa moltissimo perché le politiche dei dazi, già si vede peraltro le borse, tutte le borse a livello internazionale stanno il baratro soltanto per la previsione dei dazi, ma i dazi sono
generatori di inflazione, di dinamiche inflazionistiche e quindi di diminuzione del potere di spesa dei consumatori, e quindi evidentemente anche un effetto di contrazione sulla produttività, sulla commercializzazione dei prodotti, sugli scambi, sui traffici, quindi un effetto di contrazione sull'intera economia del pianeta. Qual è lo stato di salute alla vigilia dell'estate del sistema commerciale isolano? Ma purtroppo non è un sistema commerciale in grande salute, non siamo stati anni addietro pronti a cogliere i temi del passaggio generazionale, dei passaggi generazionali e dell'adeguamento tecnologico delle nostre imprese. Per cui siamo stati un po' sopraffatti da una parte dai grandi centri commerciali che si sono installati nel nostro territorio e dall'altra dal web, dai negozi online, cosa che purtroppo in Sardegna abbiamo fatto fatica a far attecchire. Adesso confidiamo di trovarci invece più preparati nell'utilizzo delle nuove tecnologie, di questa enorme nuova rivoluzione che è rappresentata dall'intelligenza artificiale. Anche le difficoltà del commercio in Sardegna, mitigate come dicevo prima, dall'importazione dei consumatori, in termini di flussi turistici, sono anche mitigate a questo punto da una maggiore propensione verso i passaggi generazionali. In una indagine della Nuova Sardegna di qualche settimana fa si evidenziava che nel terzo settore, soprattutto in quello commerciale, è cambiata la destinazione, nel senso meno gioiellerie, negozi di abbigliamento e calzature, molti più ristoranti, pizzerie, bed and breakfast. Lo vediamo, abbiamo proprio una visione plastica di questa modifica del ventaglio dell'offerta, nell'orizzonte dell'offerta. Le nostre città stanno diventando dei ristoranti a cielo aperto e dei bed and breakfast piuttosto che di appartamenti destinati alle residenze. È una tendenza globale che in qualche caso, in qualche situazione estrema, sta dando luogo anche a fenomeni di overtourism che in Sardegna abbiamo la possibilità di prevenire, e quindi abbiamo possibilità di studiare politiche che possano essere preventive rispetto all'arrivo a questo fenomeno. Già in agosto, purtroppo, luglio-agosto, purtroppo, il nostro territorio inizia a mostrare segni di sofferenza e segni di sovraccarico. Dovremmo essere sempre più bravi e tutto il sistema si sta dirigendo verso questo obiettivo, sempre più bravi a incentivare i flussi in nuove stagionalità, quindi valorizzare le produzioni enogastronomiche ma nelle stagioni diverse a quelle estive, valorizzare i percorsi naturalistici, lo sport all'aria aperta, valorizzare il patrimonio archeologico mostruosamente vasto e ampio che c'è in Sardegna. Dobbiamo stare molto attenti all'impatto paesaggistico di nuove strategie industriali. Io penso che siamo in grado comunque di affrontare il futuro con maggiore fiducia. Il vostro assessore regionale di riferimento, Franco Cuccureddu, dal momento del suo insediamento ha detto: a noi interessa il turista alto spendente. Cosa ne pensa Alberto Bertolotti? Io lo dico da sempre, la Sardegna non può essere un posto per tutti, non possiamo porci a modello e anelare a modelli come
Baleari o altri territori dove con 2 lire si arriva, ma ribadisco, il viaggio low cost tendenzialmente dirige tutto il sistema verso filiere low cost, per cui la Sardegna non può essere una terra per tutti, a prescindere dal costo dei viaggi bisogna sempre tendere a massima qualità e un po' meno alla quantità, per attrarre turismo alto spendente che a questo punto diventa anche garanzia per salvaguardare il nostro territorio e per non consumarlo senza ritegno. Un'ultimissima cosa, Presidente Bertolotti, tra meno di 2 settimane il Tribunale Civile di Cagliari decide se la decadenza della Presidente Todde debba essere valutata dalla Consulta o meno. Per voi è una preoccupazione? Beh, certamente governi stabili consentono di pianificare traguardando orizzonti che sono più strutturati rispetto agli orizzonti del giorno per giorno, per cui a prescindere dai colori, d'altro canto Confcommercio non è schierabile in alcun colore politico. Governi stabili, l'auspicio è sempre che governi stabili possano portare avanti i loro programmi, ma non è evidente che non ci pronunciamo su errori o leggerezze che poi possano portare organismi di controllo a effettuare, ad adottare scelte così importanti come quelle che sono state adottate dagli organismi di controllo locali. Ecco, questi sono temi sui quali, tra l'altro, una organizzazione in categoria preferirebbe sempre non pronunciarsi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Con il weekend di Pasqua e Pasquetta che ha preceduto il ponte del 25 aprile ha preso il via la nuova stagione turistica isolana. Molte attività alberghiere ed extraalberghiere hanno iniziato o si preparano a debuttare in quello che viene annunciato come un appuntamento che anche nel 2025 dovrebbe essere contrassegnato da numeri positivi. A Oristano, nella sede provinciale di Confapi, la Confederazione della Piccola e Media Impresa si è affrontato il tema delle diverse strade dell'ospitalità regionale, hotel, bed and breakfast e case vacanza per un'offerta unica oggi rigorosamente vigilata dalla normativa nazionale e regionale. Secondo me l'alberghiero potrebbe veramente collaborare ed essere determinante per un attimo indirizzare questo fiume in piena che è l'extraalberghiero. È una realtà che purtroppo non possiamo farne a meno, esiste, è una tipologia di ospitalità che comunque viene cercata dal mercato turistico italiano e straniero e che comunque a nostro parere va indirizzata secondo noi, cioè nel senso che l'alberghiero con la propria professionalità e capacità di innovare sia a livello tecnologico che di marketing e di comunicazione, essere di valido aiuto all'extraalberghiero per poter poi offrire un prodotto unico che è quello del territorio, dell'ospitalità del territorio di qualità. Purtroppo l'extraalberghiero, di punto debole l'extraalberghiero è quello che nasce di tanta improfessionalità, di case vacanze dove non c'è una formazione dell'ospitalità. Ecco, su questo magari l'alberghiero può essere utile proprio in questo. Infatti la Unione Turismo di Confapi, insieme al Presidente Mimmo Moro, stiamo portando avanti questo progetto di formazione che vorremmo proporre poi nei vari territori, in modo che l'extraalberghiero, oltre che a conoscenza delle varie normative che vengono ormai, le nuove normative sulla gestione delle case vacanze e dell'extraalberghiero, siano veramente regolarizzate, così da evitare anche l'abusivismo, ed è un progetto che dobbiamo portare nei vari comuni, soprattutto di corsi di formazione e di preparazione a livello professionale. Questo oggi è stato un primo passo, sono previsti altri incontri di questo tipo cioè con le realtà locali delle varie zone della Sardegna. Diciamo che la presentazione di questo progetto alla stampa è il primo passo importantissimo, cioè quello di far conoscere quella volontà proprio della Unione Turismo di portare avanti questo progetto. Incontri ce ne sono stati tanti anche prima, dove veramente abbiamo snocciolato quelli che erano i punti deboli e forti, eliminando questa contrapposizione che ci caratterizza. Penalizzava anche. Esatto, soprattutto. L'obiettivo è la sinergia, la famosa rete, la famosa collaborazione che porta solo a positività, a prodotti positivi che poi vengono ripartiti sul territorio e possono dare solamente per ambedue, sia l'extraalberghiero che l'alberghiero, sicuramente dei prodotti positivi e dei risultati eccellenti al nostro paese. Comunque, alla fine, la tipologia di ospitalità la sceglie l'utente finale, che è il turista. Lui lo sceglierà in base alle proprie esigenze, quindi l'alberghiero che continuerà a dare quello che è la sua caratteristica, quindi assistenza, professionalità, sicurezza, anche a livello di sicurezza sanitaria. È lo stesso, per quanto riguarda l'extraalberghiero. Ecco, bisogna colmare queste due tipologie, queste due differenze. Della stessa cosa. Esatto, una comunicazione unica, perché poi comunque è l'utente finale che va a scegliere la propria tipologia di ospitalità inerente a quello che è le sue esigenze. Se una famiglia avrà bisogno di assistenza, l'anziano avrà bisogno di assistenza, magari la casa vacanza porta magari ad avere più compiti, pulizia, queste cose, più spesa. Magari l'albergo è una piccola coccola in più che ti dai, cioè non devi pensare a fare la spesa, non devi pensare a preparare la colazione o a pulire la camera. Ecco, in quel frangente lì l'ospite, il turista, sceglierà la vacanza. O quest'anno voglio coccolarmi, l'anno prossimo voglio curarmi più il territorio e mi interessa meno il discorso. Ecco, su questo noi dobbiamo lavorare e devo dire la verità, si stanno veramente sul tavolo mettendo buoni, interessanti progetti.
Ma principalmente noi per primi vorremmo lanciare un messaggio di condivisione degli obiettivi comuni per entrambi i settori, esigenze comuni che corrispondono alla fine in sintesi a un innalzamento della qualità nell'accoglienza che è riconosciuta in Sardegna come ospitalità, va trasformata in professionalità. Per fare questo è necessario condividerne le esigenze e le proprie competenze, sia per quanto riguarda l'extra che per quanto riguarda l'alberghiero. E Confapi si sta proponendo come contenitore, come ponte, come tavolo per fare in modo che si possano incontrare comunità ospitanti, operatori e parti sociali per organizzare una qualità rispettandone i requisiti e le richieste del mondo dell'online, che costituisce ormai sempre più una percentuale elevata dei turisti che arrivano in Sardegna. L'ex alberghiero ormai è stato oggetto di una normativa dal 2017 fino al 2 gennaio che ne ha organizzato il settore e gli operatori coinvolti, quindi ad oggi ha pari titolo ed è al rango di operatore riconosciuto e perciò deve essere aiutato nella professionalizzazione dei propri operatori. Questo vuol dire che due enti, che praticamente due istituzioni che comunque vanno verso un unico fine, quello cioè di ricevere e di dare il meglio possibilmente al turista. Un turista che ultimamente in Sardegna pare che stia, anche per vari motivi, ma comunque sembra che stia migliorando sempre. Ecco, la tua opinione nei confronti di questo, che questo possa succedere, possa accadere? Ma secondo me il periodo è maturo, è arrivato il momento di esplorare questa collaborazione, anche perché molti albergatori in maniera intelligente, perché per prima cosa sono imprenditori, hanno diversificato, quindi non fanno solo alberghiero ma anche extra alberghiero. E poi perché ormai il cliente è trasversale, cioè cerca Sardegna e se trova pari qualità nelle camere d'albergo, nelle case vacanze, non ha preconcetti o pregiudizi per affittare una casa vacanza piuttosto che in una camera, perché il territorio sardo così è fatto. Ci sono territori che non possono reggere l'economia turistica solo sulla catena alberghiera, ma a maggior ragione proprio per la composizione del territorio ha bisogno però di una qualità omogenea dell'ospitalità, e quindi il turista deve essere in grado di avere una giusta rappresentazione del territorio e dei prodotti del territorio in un albergo, in una hall o in una casa vacanze. E Confapi vuole aiutare gli operatori a ottenere questa collaborazione. Esiste una pubblicità a livello nazionale, non so se l'hai vista, dove dice: in albergo siete costretti a stare tutti quanti in una casa, quindi in un extra alberghiero potete andare a letto quando vi pare, poi lasciare il fratello più grande con la sorella più piccola, il babbo e mamma vanno in giro. Cosa rispondete a questa? Qual è il vostro slogan? Ma in effetti quella è una dei vantaggi che può avere una casa vacanza rispetto a una camera d'hotel, ma io non sono tanto d'accordo con la promozione fatta da una famosissima catena che gioca sulla il cortocircuito terminologico e dice prenota un Airbnb, che non vuol dire niente. In realtà in Sardegna in alcuni periodi dell'anno un cliente, un turista del nord Europa può trovare più appetibile, più interessante soggiornare in una casa vacanza che è direttamente più connessa al territorio, oppure in altri periodi invece soggiornare di fronte mare in un albergo vista mare. Oggi vi siete incontrati a Oristano, è un primo passo, ci sarà un seguito a tutto questo? Assolutamente sì, abbiamo scelto Oristano perché Oristano è una delle città col segno più, sia per indice di riempimento ma anche come tariffa media giornaliera, è in crescita e da Oristano partirà poi una serie di incontri che ci porteranno ad incontrare le amministrazioni comunali, le comunità ospitanti per aiutare
percorso che per noi è virtuoso, perché alla fine non devono per forza necessariamente venire gli operatori da oltre mare a dirci che noi potremo vivere di turismo. Per il mio in Sardegna si deve vivere di turismo, lo si deve fare bene all'interno della normativa e con una qualità degna del territorio meraviglioso che abbiamo. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
A Gestori l'8ª edizione della Sagra dell'Asparago, un successo rinnovato come negli anni precedenti, con migliaia di ospiti tra turisti stranieri e residenti, con un menù tutto a base di asparago, che a Gestori si lavora e si consuma da tanti anni. Durante la manifestazione, lungo tutto il centro storico del paese di Fran Nicola, si è potuto acquistare e degustare questo prodotto tipico della Sardegna. La sagra è stata corredata anche da momenti di cultura con la presentazione di libri di scrittori sardi, ma anche di tante mostre di prodotti tipici. La sfilata degli sbandieratori ha permesso di far rivivere i momenti storici del paese stesso, con un grande successo che si annovera tra le sagre più popolate dell'isola. È il momento in cui la nostra comunità si apre ai visitatori attraverso questa importante sagra. Cerchiamo di rappresentare il prodotto di qualità anche con l'aiuto di tanti espositori, tanti maestri dell'artigianato, delle arti tipiche del nostro territorio. Un prodotto che comunque Gestori lavora e consuma non da 8 edizioni ma da tanti anni. Sì, un prodotto che ha fatto la storia degli ultimi decenni per quanto riguarda l'economia del nostro paese. Sono tante le famiglie che negli anni hanno sviluppato questo importante commercio dell'asparago selvatico che ci ha fatto conoscere anche oltre l'isola. Sì, è un prodotto molto prelibato qui a Gestori, lo gestiamo da diversi anni ma anche in passato, quindi abbiamo cercato proprio di valorizzare questo prodotto. Tante persone arrivano da tutte le parti della Sardegna perché è un prodotto che dà direttamente la terra, non viene coltivato né niente, quindi le persone gustano tantissimo questa prelibatezza culinaria. Quanti pasti farà? Soprattutto a Gestori, questa è l'8ª edizione, ma si possono contare oltre 30 anni che si lavora questo prodotto. L'anno scorso erano 700 qui alla Proloco, quest'anno si prevede 700, 800, la stessa cosa. Il menù è pennette rigate con una salsa di poco pomodoro, polpa di salsiccia, guanciale e asparagi. Questo è il primo. Secondo c'è la lonza al filone di suino con la crema di asparagi, e che sarebbe questa qui. Poi c'è lo sfornato, le frittatine, asparagi, uova. Non stiamo lesinando sul condimento, nel senso asparagi e il sughetto è lo stesso, il condimento per la pasta. Abbiamo fatto un sugo buono per accontentare a tutti. Presentiamo la frittella dell'asparago, che vi possiamo dire anche la nostra ricetta. Sono 800 g di asparagi, 500 di farina, 10 uova e un po' di sale, ricetta tradizionale sarda, locale. C'è anche un ingrediente segreto, qual è? La passione per l'asparago di Gestori? Nessun ingrediente segreto, ma solamente tanta passione in questa grande sagra. Buonasera Valeria, abbiamo raggiunto Lucina Cellino nello store, il primo store a Cagliari dall'apertura dopo alcune settimane. Soprattutto il grano è sempre l'attualità e voi in questo store avete fatto una bella scelta, quella del prodotto sardo. Sì, noi abbiamo cercato di mettere in evidenza tutti i nostri prodotti, perché spesso tantissime persone ci chiedono ma quel prodotto lo fate? Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Quindi abbiamo voluto intanto creare una vetrina dei nostri prodotti e dare la possibilità a tutti di trovare tutte le referenze che noi produciamo. Però l'abbiamo fatto con tantissimi scopi, questo store, che è un sogno che abbiamo da tanti anni, finalmente siamo riusciti a realizzare, perché il tempo
manca sempre, quindi non riesci mai a fare tutto quello che vorresti, e grazie all'arrivo dei miei nipoti siamo riusciti a concretizzare questo sogno. Sì, grano sardo e anche non sardo, per cui i nostri prodotti hanno tutti una percentuale di grano sardo e noi cerchiamo di valorizzarlo. Purtroppo la produzione locale non è sufficiente al nostro fabbisogno, per cui siamo costretti ad importare ciò che manca per supplire alla carenza di grano sardo. Questo punto vendita, che poi in realtà è un percorso che voi proponete, anche perché quest'anno si festeggiano i 70 anni dell'azienda Cellini. Sì, il tempo passa veloce, io per fortuna 70 anni fa ancora non ero nata, ma sono nata poco dopo. Sì, abbiamo voluto inaugurarlo proprio quest'anno, è un piacere poterlo condividere. In questa struttura, in questo punto vendita, in questo store, non ci sarà solo una vendita dei nostri prodotti che, diciamo, tra virgolette, è una cosa secondaria, però diventerà, speriamo, un punto di ritrovo, un polo culturale dove si faranno anche laboratori di pastificazione, panificazione, di dolci e tutto ciò che si può fare con i nostri prodotti, per cui sarà un punto di ritrovo. Faremo anche qualche evento culturale, artistico, e quindi speriamo che sia, non so, un punto di ritrovo per molti che hanno piacere di condividere questo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dopo la presentazione del progetto alcuni mesi fa, sbarca in rete il portale Sardinia I Love You, una proposta di comunicazione sulle bellezze storiche, ambientali, archeologiche, culturali e paesaggistiche della nostra isola. Nel corso della conferenza di presentazione è stato dato il bilancio dell'attività del portale web. Uno strumento all'avanguardia, uno strumento molto importante che ci permetterà, soprattutto a noi del turismo, di portare la Sardegna nel mondo. La Sardegna è una regione a vocazione turistica
turistica molto importante, la conoscono per i mari, per le spiagge, ma soprattutto in questo momento la stiamo portando avanti per le sue tradizioni, i suoi costumi, la sua storia e la sua cultura. Abbiamo intenzione appunto di utilizzare, diciamo, questo strumento che ci hanno messo a disposizione, l'associazione finanziato appunto dalla Regione Sardegna, che ci permetterà appunto di far conoscere la Sardegna nel mondo, ma soprattutto far conoscerla anche agli stessi sardi, alle nostre generazioni, perché è importante che i giovani conoscano e sappiano cosa esiste in Sardegna. Altro fattore molto importante, penso che lo strumento web è molto importante, però noi in Sardegna non dobbiamo trascurare il lato umano, perché è giusto che noi trasmettiamo alle nostre generazioni le nostre usanze, i nostri costumi, però sempre con una caratteristica molto importante, che è il lato umano, trasmettere, parlare la nostra lingua e far conoscere alle giovani generazioni la Sardegna vissuta veramente nella sua caratteristica principale, che è quello dell'accoglienza e quello della intimità dei sardi, dove effettivamente ci concediamo anche ad accogliere le persone che vengono da fuori. E c'è stato spazio anche per la cerimonia di premiazione del contest fotografico tra i professionisti sardi, che hanno collaborato alla realizzazione con immagini dedicate a visitatori e a nuove generazioni per una navigazione agevolata e completa. Noi siamo favoriti perché questa splendida isola che ci appartiene offre degli scorci e delle bellezze naturalistiche, folcloristiche, di cultura, eccetera eccetera, che ci, come dire, gratificano anche a andare a fotografare queste cose, insomma. Beh sì, mi associo a quello che ha detto Giuseppe, è vero, ci sono degli scorci bellissimi che noi abbiamo la possibilità di ritrarre in mille modi, in mille occasioni, con luci diverse. Cioè, la Sardegna veramente è splendida, cioè, che possiamo dire. Che tipo di esperienza è stata? È stato molto interessante perché è arrivata all'improvviso, senza preavviso, e per cercare delle foto valide ho dovuto sfrugare in 1000 hard disk che avevo a casa, una selezione difficile, però è interessante perché mi sono riguardato il passato, ho riguardato la Sardegna che avevo fotografato in tutte le esperienze girando per spiagge e monumenti, e quindi ha ricostruito un po' il mio passato e anche quello della Sardegna e dei suoi monumenti, è stato molto bello. Anche il contributo di Fondazione di Sardegna per un portale che porterà un'immagine innovativa nel mondo. La Fondazione di Sardegna è sempre vicina a chi aiuta a incrementare il turismo e tutte le attività che sono in Sardegna o che ricadono in Sardegna. Questa ci sembra particolarmente interessante perché per chi arriva qui in Sardegna, a Cagliari o ovunque e vuole sapere qualcosa in più, questo portale mi sembra che dia le informazioni giuste, più importanti per proseguire o iniziare un viaggio. Un viaggio che Fondazione di Sardegna vive da protagonista con tante iniziative culturali nel corso dell'anno. Beh, le iniziative sono veramente tante e mi fa piacere trovare sempre il modo di poterne parlare. Le attività che la Fondazione di Sardegna aiuta, contribuisce a sviluppare sono attività che riguardano la cultura, attività che riguardano il volontariato, la ricerca, la scuola, la sanità. Davvero la Fondazione di Sardegna cerca di venire incontro a tutte quelle che sono le iniziative più belle e più importanti che si sviluppano, che nascono e si sviluppano qui da noi. E l'impegno economico è in progressione anno dopo anno? Allora, l'impegno economico è importante, quest'anno è stato più alto rispetto a quello degli anni passati perché c'è stata non sto parlando del momento proprio attuale, preciso, ma c'è stata una grande crescita sia della conferitaria, la BIPER, sia degli investimenti che sono stati fatti nel tempo in fondazione e quindi quest'anno sono stati erogati a bando
più di 30 milioni di euro, quindi una bella cifra. Impegno economico che va soprattutto a supportare una Sardegna che ha ancora il record dell'abbandono scolastico, e la domanda va a chi è stato prorettore dell'Università di Cagliari. Questo è un bel tema, anche perché noi siamo anche una regione in cui c'è una natalità bassissima, la più bassa in Italia, quindi la più bassa in Europa, e quindi tra abbandono e non incremento della natalità abbiamo un problema molto serio. Questo problema molto serio si può aiutare a risolverlo anche con attività che la Fondazione crea e sponsorizza, come il bando scuola, in cui si dà un grande contributo affinché le scuole si mettano in rete, affinché ai ragazzi si permetta di stare a scuola anche fuori dagli orari delle lezioni, e quindi aiuti a formare dei giovani che poi avranno anche voglia o bisogno di andare all'università, perché l'università poi è il passo successivo rispetto a quello che deve prima succedere nella scuola. Se non c'è una sensibilità nella scuola è difficile che poi un ragazzo vada anche nell'università. Osservava la Presidente Todde che nel volgere di 10 anni hanno lasciato la Sardegna 18.400 giovani. Di questi 18.400 molti hanno una qualifica culturale importante e hanno deciso di lasciarla per frequentare l'università lontano dall'isola. Allora, questo è un dato che non so se tutti conoscano, ma la formazione scolastica e universitaria in Italia è ad alto livello, ad altissimi livelli, e i nostri laureati sono molto ricercati fuori dall'Italia proprio per questo motivo. E quindi il danno è doppio, perché noi formiamo e spendiamo soldi per creare dei giovani che siano con un livello culturale alto, e poi questi giovani non mettono a frutto qui da noi quello che è stato l'impegno anche economico e soprattutto economico da parte del paese di origine, cioè dell'Italia. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofano, ma una birra fa gola di più. In questo giorno appiccicoso di caucciù sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazz, zazz. Sui miei sandali, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Rete, 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 rete. Il campione del mondo Mario Cipollini al Forum Sport e Turismo promuove la Sardegna, meta ideale del cicloturismo nazionale. La ciclovia dell'isola è un progetto curato dall'ARST che comprende un percorso sulle due ruote con 19 diversi itinerari che si sviluppano per 1147 km, di cui 1117 su una ciclovia vera e propria e circa 30 km lungo un percorso bici più treno. Un progetto ad anello
che attraversa l'intero territorio regionale, transitando in tutte le province. È inserita dal 2017 all'interno del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e scaturisce dagli studi elaborati e dai confronti istituzionali svolti dalla Regione nell'ambito della redazione del Piano regionale della mobilità ciclistica della Sardegna, in collaborazione con l'azienda regionale Sarda Trasporti. Sì, questo è uno dei progetti che ci è stato affidato dalla Regione Sardegna in quanto società in house della Regione Sardegna e quindi in grado di gestire appalti complessi come quello di cui sta parlando lei. C'è anche un'altra ragione per cui siamo noi che abbiamo in capo questa attività, perché una delle facilitazioni che si ha in un appalto complesso come quello è quello di utilizzare dei sedimi che già esistono, che non comportano espropri, c'è già di proprietà regionale. Come forse si sa, la Regione Sardegna, quindi la AST e le Ferrovie della Sardegna prima, sono ancora proprietari dei vecchi tracciati che sono stati nel tempo dismessi, da Villacido, Barumini, eccetera. Quindi in quei tracciati, che dal punto di vista anche tecnico costituiscono certamente un sottofondo per realizzare delle ciclovie robuste, da lì si può partire, quindi abbiamo già bandito diversi appalti. La ciclovia è un sistema che integra la mobilità e il trasporto pubblico in qualche misura, ancorché essendo rivolto a una fascia di utenti, di utilizzatori diversi da quelli del trasporto pubblico, la stessa presenza delle nostre vecchie stazioni, quindi dei siti nei quali i ciclisti possono sostare, credo che costituiscono dei valori aggiunti che al Ministero avevano indotto a riconoscere questo finanziamento alla Regione Sardegna. Quindi siamo molto legati anche a questo progetto che si sposa perfettamente anche con il nostro treno verde in termini ambientali, di sostenibilità, di trasporto lento, insomma tutte le cose di cui leggiamo tanto nei giornali, ma le stiamo facendo, ecco. Il campione mondiale di ciclismo Mario Cipollini, ospite d'onore del Forum Sport e Turismo promosso dall'Unione Stampa Sportiva Italiana a Gallipoli nell'ambito dei lavori del primo Consiglio Nazionale USSI, ed ha sottolineato che la Sardegna è una meta ideale del cicloturismo in tutte le stagioni. Concetti, cultura e territorio, in che modo sta mancando quest'Italia bellissima da cartolina, però dimenticata da chi deve sollecitare il ciclismo? E noi abbiamo la fortuna di vivere in un giardino fantastico, il nostro paese è qualcosa di straordinario. Io arrivando qui in Puglia questa mattina ho pedalato e per me pedalare è ancora emozione, mi rendo conto di quello che fortunatamente camminando incontri. Io vengo con grandissimo piacere a pedalare anche in Sardegna, naturalmente è per questo che mi permetto di dire che il nostro paese è straordinario. Qualsiasi punto in cui dalle floriculture agli olivi, agli odori delle donne che stanno preparando il cibo, viviamo in un mondo ciclisticamente straordinario. Ogni girata in bicicletta può essere un viaggio, tutti fermi in un posto e ti mangi una pizzella e te ne riparti, vale la pena quell'emozione del partire dal nord Europa per goderti questa cosa che soltanto in Italia puoi vivere. Oggi ho assaggiato una focaccia, una pizzella col pomodoro sopra e già quella varrebbe la pena di fare 2000 km per venire a assaggiare questa, che è un po' il racchiudersi della semplicità, ma è qualcosa di straordinario. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malé assim pra lá, o matelano de samba. È tempo di bilanci per la missione di Sardegna Ricerche al Vinitaly di Verona 2025. Erano in programma 2 appuntamenti promossi nell'ambito del progetto Cannonau, il vino giovane per riscoprire il territorio di produzione, sfatare stereotipi, creare nuove connessioni. Tutto questo per l'organizzazione di Sardegna Ricerche e Asso Enologi Sardegna, in collaborazione con Vineway Italia, Università Ulm Communication School e Steve Kim, Managing Partner della Rassegna Enologica Internazionale di Verona. Un appuntamento importante anche per festeggiare i primi 10 anni della Vinitaly International Academy. È stata una bella esperienza, abbiamo avuto modo di conoscere i primi risultati di questa indagine, molto interessante. I ragazzi abbiamo capito che iniziano ad apprezzare, a conoscere che il Cannonau è un vino che ha diverse sfumature, diverse interpretazioni e occasioni di consumo. E abbiamo avuto anche modo di assaggiare dei vini davvero interessanti che ci hanno consentito di vedere anche l'espressione del Cannonau nelle diverse colorazioni. È il secondo anno che come Sardegna Ricerche siamo presenti al Vinitaly, quindi è il secondo progetto che presentiamo in occasione di questa importante fiera. Siamo
In attesa insomma di vedere le evoluzioni del progetto e speriamo di essere presenti anche nella prossima edizione con nuovi risultati e nuove esperienze da raccontare. Oggi a Vinitaly abbiamo parlato dentro il luogo istituzionale della Regione Sardegna della ricerca, una forse delle più importanti riguardo a giovani e Canonau. Giovani in vino poi in realtà. L'obiettivo è quello di creare un sistema di analisi dell'efficacia attrattiva delle cantine e dei prodotti, in questo caso il Canonau, nei confronti dei giovani. Una ricerca che ha coinvolto Assenologi Sardegna, Sardegna Ricerche, l'Università IULM con Centro di Ricerca di Neuromarketing e che ha già dato i primi risultati. Sappiamo quello che si aspettano i giovani e possiamo indicare alle cantine quali sono gli elementi di attrattività o meno della loro comunicazione e del loro prodotto. Un progetto che è partito ormai da quasi 6 mesi e che arriverà alla fine dell'anno dandoci interessanti indicazioni per migliorare la comunicazione del Canonau. È stato un grande successo di partecipazione di pubblico, stampa, appassionati e produttori. Abbiamo cercato di far capire come si deve comunicare il vino in maniera moderna, in questo caso il Canonau, come interessare meglio i giovani e abbiamo dato la possibilità di far capire che cosa può offrire il Canonau in differenti versioni, passando dallo spumante per il rosato, il rosso fruttato leggero, riserva, passito e liquoroso, quindi una varietà incredibile che ha veramente toccato il cuore di tutti i presenti. Un grande successo che riproporremo nella terza edizione di Canonau Likeness in autunno. E siamo veramente molto felici di portare avanti questo progetto che darà dei grandi frutti per il futuro e per la comunicazione della Sardegna e del Canonau. Siamo abbastanza soddisfatti dei primi risultati che sono stati effettuati dalla ricerca assieme alla IULM di Milano con i giovani ragazzi che stanno studiando quelle che sono le attività di comunicazione delle aziende sarde che appunto producono Canonau. Vi aspettiamo al Canonau Likeness International. La giornata nazionale del Made in Italy viene celebrata annualmente nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci, il genio italiano avvenuta il 15 aprile 1452, una figura emblematica dell'ingegno e dell'innovazione nazionale. La sede dell'incontro in Sardegna è stata la sala dei convegni della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano. Entro il 2025 è in programma l'apertura di un ufficio di rappresentanza regionale del Ministero del Made in Italy a Cagliari. Ed eccoci con il rappresentante del Ministero. Perché queste giornate del Made in Italy? Le giornate del Made in Italy sono state fatte appunto per cercare di celebrare il fenomeno del Made in Italy e il marchio del Made in Italy in Italia e nel mondo. È stata una diretta conseguenza anche del fatto di aver rinominato il Ministero, quindi come Ministero delle Imprese e del Made in Italy appunto. Lo scopo è proprio quello di celebrare quello che è l'ingegno e le imprese italiane, cercare anche di fare in modo quindi di sviluppare, incentivare e soprattutto attraverso il Ministero, soprattutto parlo dalla mia parte, cercare di fare un po' anche da collante anche per tutte le istituzioni che si occupano di sostenere le imprese. È stato un anno difficile e c'è una situazione particolare a livello geopolitico che lo rende ancora più problematico, ma il Made in Italy continua a essere un grande successo. Certamente, proprio per questo, proprio nei momenti di difficoltà dobbiamo puntare su quelli che possono essere i nostri punti di forza, i nostri cavalli di battaglia. Sicuramente il fatto di essere un'eccellenza nel mondo, di essere riconosciuti come un'eccellenza nel mondo è un fattore molto importante da portare avanti e continuare a supportare. E dal responsabile del Ministero che è presente a questa giornata dedicata al Made in Italy, al prorettore dell'Università di Cagliari. Made in Italy nel mondo dell'università, nel vostro mondo, come viene analizzata? Viene analizzata come l'opportunità di mettere insieme ricerca e innovazione. Made in Italy vuol dire storia, vuol dire quello che sappiamo fare, ma vuol dire anche pensare al Made in Italy del futuro, quindi viene analizzata in questo modo. C'è stato un appuntamento la scorsa settimana dedicato a questo tema, organizzato da voi in Facoltà di Ingegneria.
Sì, c'è stato un appuntamento dedicato al tema del Made in Italy, ma c'è stato anche lo SMAO a Parigi, per esempio, dove eravamo presenti con tante nuove start-up. L'idea è quella di riuscire a trasformare la ricerca in innovazione, quindi dai lavori scientifici alla nuova opportunità di impresa. In quel caso è intervenuto il collega che è nel settore dell'ingegneria chimica per parlare dell'importanza del settore alimentare nel Made in Italy. Beh, certo, non si può dimenticare, Made in Italy vuol dire tanto per noi dal punto di vista dell'agri-food e quindi lì sì, c'è tanto da fare, c'è tanta innovazione da portare avanti, dall'uso dei microbi all'uso della chimica più avanzata, quindi sicuramente per la ricerca c'è tanto da fare. E quando si parla di Made in Italy è ovvio il riferimento al mondo industriale. Il mondo industriale sardo è preparato a continuare questo viaggio nel Made in Italy? Ma è un mondo industriale quello sardo che va sicuramente, cioè va data una regolata, nel senso che abbiamo tanto da fare, abbiamo tanto da recuperare, quello che può mettere a disposizione del Made in Italy il sistema e la struttura industriale della Sardegna sono le competenze, le professionalità. Noi abbiamo pezzi di industria in Sardegna che hanno negli anni costruito veramente grandi competenze fatte soprattutto sulle persone, sulla professionalità delle persone. Di questo siamo orgogliosi e lo possiamo sicuramente mettere a disposizione. Il prorettore dell'Università di Cagliari osservava che uno dei settori fondamentali anche per la Sardegna è l'agri-food. Sì, questo è uno dei temi sicuramente, come dire, delle grandi eccellenze della Sardegna, però anche nel settore industriale più in generale, quello proprio delle produzioni industriali legato per esempio a eccellenze come quelle che abbiamo nell'Interland di Cagliari, imprese importanti come per esempio la Saipem, tutto il comparto dell'industria nautica in Sardegna che sta avendo uno sviluppo importante, sono dei settori sicuramente su cui dobbiamo investire e su cui dobbiamo credere molto. Ci sono anche aziende che operano nel settore dell'esportazione di prodotti di altissima qualità come le valvole una volta per le raffinerie, oggi invece si stanno indirizzando verso un mondo più green. Sì, quello che manca in Sardegna dal mio punto di vista relativamente al comparto industriale è la definizione della filiera. Spesso si fanno pezzi di industria che però non sono sufficienti per andare a completare quello che è il sistema di filiera, quindi dobbiamo investire proprio, lo stiamo facendo proprio in questi mesi relativamente a una nuova idea anche di sviluppo industriale in Sardegna sulla definizione della filiera, quindi non basta solo costruire, come dire, quel pezzo, quell'aspetto della componentistica, ma bisogna costruire un po' tutta la filiera, per esempio come dicevo sulla parte nautica, dove noi dobbiamo andare a chiudere tutta la produzione di filiera partendo proprio dalla parte, come dire, più grossolana della costruzione della barca fino ad arrivare a tutti gli elementi di dettaglio. Questo è uno degli esempi, ma ovviamente potrei farne degli altri. E sotto questo profilo ci sono già due grandi programmi, uno riguarda la Gallura per la nautica da diporto e l'altro riguarda il Sud Sardegna, Cagliari, il nuovo porto con la cantieristica. Sì, diciamo che attualmente noi abbiamo due poli dove si fa buona nautica in Sardegna, uno è quello sicuramente del nord Sardegna con il polo nautico di Olbia, abbiamo poi un polo sicuramente importante che è quello di Arpatax ed è in fase di definizione anche nel sud Sardegna su Cagliari un programma e un progetto diciamo anche per irrobustire e arricchire anche questo pezzo di Sardegna di una produzione industriale che come dicevo è quella che dal mio punto di vista ha più possibilità di crescere, quindi di espandersi e di generare importanti profitti per le imprese sarde ma per i cittadini sardi. Dal settore industriale a quello dell'artigianato, con il vicepresidente nazionale di Confartigianato, sicuramente le vostre filiere sono la massima espressione del Made in Italy. Assolutamente sì, in particolare oggi parleremo di artigianato artistico e tradizionale, che è quel settore che non ha un grandissimo valore della produzione a livello nazionale, ma è un grandissimo driver in quanto nessuno si potrebbe immaginare il Made in Italy senza la nostra tradizione, quindi in tutti gli ambiti artistici e tradizionali. E in Sardegna c'è già un programma che è stato illustrato dall'assessore Cucureddu che riguarda il ritorno ai negozi dell'artigianato artistico, la rivisitazione dell'isola.
Esatto, su questo progetto siamo ovviamente entusiasti perché uno dei temi è appunto la distribuzione dei prodotti artigianali e tradizionali che non devono essere antitetici rispetto appunto ai prodotti del tradizionale innovativo, quindi con l'apporto del design per una rinascita appunto del Made in Italy. Assolutamente importante la qualità. Assolutamente, sempre. E dall'artigianato passiamo al settore dell'agricoltura che, come diceva il prorettore dell'università, è la patria del Made in Italy, il vero agri-food. Sì, la patria dell'agroalimentare che ci è riconosciuta a livello mondiale ed è anche l'agroalimentare italiano quello più contraffatto, quindi come Coldiretti sia a livello nazionale ma anche a livello regionale portiamo avanti delle battaglie anche a livello comunitario per cercare appunto di salvaguardare il Made in Italy. La madre di tutte le battaglie è l'etichetta trasparente che è a tutela sia del produttore ma anche e soprattutto del consumatore che sa che cosa va a comprare. Invece dal punto di vista di Coldiretti Sardegna stiamo portando avanti un'importante iniziativa che è la valorizzazione del porcetto di Sardegna IGP e quello appunto dà un pochino di salvaguarda quello che è il lavoro dei nostri suinicoltori. Dopo 40 anni di peste suina finalmente si vede un pochino la luce, quindi le battaglie sono tante e noi ci siamo. Sono stati giorni di grande festa per il successo dei vini sardi al Vinitaly di Verona. Sì. Tantissimi vini sardi sono stati premiati, si riconosce finalmente quella che è il potenziale vitivinicolo della Sardegna, che non è più un potenziale inespresso ma è un potenziale che si sta esprimendo molto bene. Prima il vino in Sardegna era considerato, così come quello del sud Italia, un vino da taglio per dare un po' di grado alcolico ai vini più blasonati del nord Italia. Ecco, invece adesso stiamo riguadagnando quello che ci spetta, anche perché poi gli archeologi ci insegnano le prime tracce di viticoltura nel Mediterraneo occidentale sono proprio qua in Sardegna. E le conclusioni le lasciamo al direttore delle Camere di Commercio di Cagliari Oristano. Come è nata quest'idea di ospitare il Made in Italy nel vostro istituto camerale? È nato a seguito di una richiesta da parte del Ministero, del rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le Camere di Commercio sono la casa delle imprese e le imprese sono vessillifere del Made in Italy nel mondo. Per questo motivo abbiamo voluto chiamare a raccolta un po' tutti i rappresentanti delle categorie economiche, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, perché dal sapere antico alla tradizione produttiva si innesta la capacità delle nostre imprese di stare sui mercati globali. Il Made in Italy e il Made in Sardegna sono simbolo di qualità, sono sinonimo di qualità in molti mercati. Questa giornata voluta dal Ministero, aprile di tutti gli anni, data nella quale si festeggia questa caratteristica tipicamente italiana, è un modo non per autoincensarsi ma per valorizzare sempre di più le nostre produzioni, i nostri servizi e diffonderli sui mercati nazionali e internazionali. Adesso, prima di concludere, vi do una notizia che riguarda la prossima apertura anche a Cagliari degli uffici del Made in Italy, quindi sarà sicuramente un grande rapporto di aiuto e di collaborazione con le Camere di Commercio. Sì, il Ministero ha voluto aprire in ogni regione le cosiddette case del Made in Italy, quindi un presidio direttamente ministeriale che agisce in stretto raccordo con le autonomie funzionali, con le Camere di Commercio, e quindi da questo punto di vista noi abbiamo piacere di collaborare con loro e questa iniziativa alla quale parteciperà anche il Ministro Urso è una dimostrazione di questa volontà di collaborazione reciproca. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu.
Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione. La scorsa settimana è stato il nostro ospite Chicco Testa. Oggi l'approfondimento vede protagonista un signore che ha utilizzato ed è diventato il protagonista nazionale del termine spin doctor, esperto della comunicazione. Sì. Com'è nata questa leggenda di esperto della comunicazione? Diciamo che la leggenda l'avete costruita voi giornalisti. Io non ho fatto altro che fare il mio lavoro e a un certo punto qualcuno l'ha chiamato in un modo diverso da quello che era esperto di comunicazione e a un certo punto l'ho chiamato Spin Doctor, mi sembrava un bel nome e la prima volta che l'ho utilizzato bene non sapevo quale fosse il suo reale significato. Poi insomma gli americani sanno chiamare le cose meglio o di come le fanno. Crespi, tu nasci come atleta, buon giocatore di football americano, sei un simpatizzante della sinistra, a un certo punto della tua vita incontri un signore che si chiama Silvio Berlusconi e fai la tua fortuna e anche la sua. Beh sì, diciamo che sono militante della sinistra milanese per molti anni, prima nell'estrema sinistra, poi nel Partito Comunista, e un po' ci rimango male quando tolgono il partito che per noi era un po' come una chiesa, poco aveva a che fare con tutti quei ragionamenti che poi abbiamo vissuto dopo, no? La libertà, l'Unione Sovietica, che c'entravamo noi comunisti italiani, non ci sentivamo legati all'Unione Sovietica, ai crimini legati all'Unione Sovietica e al comunismo, noi eravamo i figli di Berlinguer, che c'entravamo. E quindi hanno tolto il Partito Comunista, un po' ci sono rimasto male e sono rimasto senza casa. E poi ad Arcore l'attrazione di questo uomo per il lavoro che facevo io nella comunicazione era totale. Al di là che io potevo tifare anche McLaren, ma per uno che faceva il mio mestiere, lavorare per Berlusconi era come guidare una Ferrari, era qualcosa di straordinario, era un'esperienza unica e poi è stata un'esperienza umana anche di grandissimo valore. Nasce un discorso particolarissimo, studio
di Bruno Vespa, il contratto con gli italiani. La vittoria di Silvio Berlusconi che si confrontava con Rutelli. Sì, che adesso è il presidente di una divisione art and cult della società dove lavoro. Altre cose, il destino è assurdo. È un po' una stigmate ormai, è come l'attore che vince un Oscar con un ruolo e si confonde l'attore con il ruolo. È un tormento, ovunque vado negli ultimi 30 anni mi chiedono del contratto con gli italiani. Però è stato un fattore storico, ne è parlato tutto il mondo, ne parlano ancora oggi, perché mai un'azione di comunicazione è stata decisiva come quella, e quella lo è stata, ed è stata sicuramente una bellissima avventura e un'ottima idea. Questo matrimonio con Berlusconi poi è andato a chiudersi e tu hai detto: forse ho sbagliato io, mi sono avvicinato al sole e ho rischiato di bruciarmi. Sì, lavorando con lui 7 anni, a un certo punto ti viene l'idea di essere lui o di essere assolutamente decisivo, indispensabile. In realtà Berlusconi poi non aveva bisogno di nessuno, ti sostituiva in un secondo. Sì, è un tratto psichiatrico che ho fatto emergere perché lui ti faceva credere di essere fondamentale, e poi ha vinto 3 campagne elettorali anche senza di me. Ho preso degli appunti, 3 libri importanti di grande successo: L'anima della comunicazione, SMS, anima digitale, e poi Lo Spin Doctor, memoria delle mie 7 vite più una. Sì, sono 3 libri che attraversano 20 anni, che rappresentano un po' il mio lavoro. L'ultimo in particolare, uscito a gennaio dell'anno scorso per Solferino, è stato un buon successo editoriale ed è il racconto di 30 anni di un giovane ragazzo che attraverso la storia del nostro paese, dagli anni di piombo agli anni con Berlusconi. Vediamo altri particolari. Abbiamo detto atleta, pittore, sondaggista, dirigente politico. Adesso mi interessa che mi parli di Edutainment e la fabbrica dei leader, che poi è il tema di questo incontro in Confcommercio sul Sardegna. Ma insomma, la fabbrica dei leader è stato un momento nel quale abbiamo utilizzato l'intrattenimento per trasferire contenuti di qualità. Abbiamo reclutato veramente tantissime persone che nell'arco di 2 o 3 anni hanno partecipato a questi corsi di comunicazione. Poi il Covid ci ha fermato e io ho seguito un altro percorso, e gli impegni di lavoro sono stati tali da non poter più tornare su un palco. Ci torneremo forse nei prossimi anni. In apertura abbiamo detto Chico Testa, nostro ospite nei giorni scorsi, e so che siete amici. Beh, siamo amici, io eravamo insieme nella FIGC quando lui era dirigente del Partito Comunista, quindi parliamo degli anni 80, e oggi me lo sono ritrovato come vicepresidente della stessa società dove c'è Rutelli, che ho battuto nel 2001. La vita è fatta così, di corsi, ricorsi, e di gente che ti corre dietro e di gente a cui corri dietro. È un inseguimento continuo ed è il fascino della vita. Hai girato il mondo, sei stato protagonista in Europa ma anche in Sud America, 2 realtà assolutamente diverse. Sì, ho girato il mondo, ma soprattutto ho girato alcuni film, che vedo che ti è sfuggito dalla tua biografia, alcuni film che è una delle mie grandi passioni. Insieme a mio fratello che è il regista, io scrivo film, alcuni importanti che sono stati premiati con la presenza a Venezia, ben 3 negli ultimi 10 anni. Però nonostante sia stato 3 volte a Venezia con 3 film importanti, quando mi incontrano mi dicono: ma il contratto con gli italiani è una roba più forte è la cosa più forte che uno, quando fa una cosa così nella vita, si deve rassegnare. Ora, qual è la sfida che ho? Riuscire a fare, prima di passare oltre, qualcosa che faccia dimenticare il contratto con gli italiani. Non è facile, ma ci riuscirò. Ci avviamo alle conclusioni e parliamo di Sardegna. Tu hai un ricordo, un sostegno alla campagna elettorale di Niki Grauso, ma io sono stato qua anche con Floris, sono stato qua anche con Zuncheddu, insomma spesso la vostra terra mi ha chiamato e spesso sono corso
a lavorare con voi qui ed è sempre come venire all'estero quando arrivo qui. La cultura, il passo, il linguaggio, l'aria, è un po' come per un milanese andare in Svizzera. Venire da voi io ho la consapevolezza di entrare in una nazione che fa parte dell'Italia, ma ho proprio la precisa sensazione di essere ospite in una terra fantastica fatta di gente veramente. Perché i sardi sono convinti di essere abitanti di un altro continente. Sì, ma io me ne accorgo appena metto, proprio lo sento nell'aria, nella postura che avete anche nel parlare con le persone. Però non ti ha chiamato Alessandra Todde per la campagna elettorale, unica donna, unico presidente di regione dei 5 Stelle. Cosa ne pensi? Chi è? Alessandra Todde. Non la conosco. Non ho avuto piacere di conoscerla, non mi ha chiamato e mi sembra che si veda. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.